atto della lunga cavalcata della Serie A, Hellas di Vicenza, Real Mantovano e Real San Piero. Una poltrona per due soltanto la vincente. Stasera potrà festeggiare il titolo vicentino. Tra poco in campo le squadre di una palla con Lodi gremito come non mai per l'ultimo atto stagionale. Stefano Testoni, la voce che vi racconterà con le immagini di Giambattista di Veneto Futsal TV per questi 60 minuti, più l'eventuale supplementare, più gli eventuali rigori per questo ultimo atto di una stagione intensa, che prima ha premiato il Vicenza come terza squadra classificata nella finalina di consolazione con la compagnia Malo. Attendiamo l'entrata delle squadre, ancora da terminare i riti pregari per le due squadre. Ora è arrivato l'ok, eccoli dietro i direttori di area il signor Mauro Visone ed Enzo Sarullo, al crono Fabio Mazzoccato, alle panchine Luigi Iericcio. Real Mantovano in completo grigio e Real San Piero in maglia bianca, calzettoni neri per questa ultima sfida. Le squadre che entrano in campo sostenute dal lungo applauso dei rispettivi tifosi. Una sfida che mette in palio il titolo provinciale Endas, con le due squadre che hanno già portato a casa il pass per le fasi regionali e nazionali. A loro si è aggiunto anche il Vicenza dopo la vittoria di questo pomeriggio con la compagnia Malo. Una sfida terminata ai rigori. I capitani Francesco Tezza, il portiere della squadra del Real San Piero, e Igor Dobrosajevic, il numero 10 in maglia grigia del Real Mantovano, a decidere chi andrà a battere il primo calcio da via. Andiamo subito però con le formazioni, con il Real San Piero che schiera appunto con il numero 1 Tezza, con il 5 Alberto Rancan, con il 6 classe 97 Matteo Lovato, con il 7 Griso, 8 Schenato, 11 Del Molin, 12 Anzellotti, con il 14 l'altro Rancan Filippo, con il 15 l'altro Matteo Lovato, caso di omonimia, però questo è classe 99, 16 Moschetto, 17 Ferronato, 18 Cimpongia. Il Real Mantovano schiera con il numero 1 Farinon, con il 2 Dani, 3 Tessaro, con il 4 Andrei Naidari, con il 5 De Grossi, con il 7 Viceo, con l'8 Felipe Silva, che più ne ha più ne metta, con il numero 9 Pangallo, con il 10 Capitano Dobrosajevic, con l'11 Iler Lusciacco e con il 12 Fracasso. Il tecnico Tiziano Marcolombo. Sulla panca del Real San Piero invece siede Davide Fracca. La prima della regular season Real Mantovano contro la quarta, il Real San Piero, che ha dovuto superare il primo turno dei playoff battendo 8-4 il Real Gostić, poi la semifinale vinta 2-1 con la compagnia Mala. Soltanto una semifinale con tanto di goleade invece per il Real Mantovano, che è approdato qui alla finalissima del Palacolod dopo il 13-2 rifilato al Vicenza. Sarà Mirko Vicevo per il Real Mantovano a dare il via alla prima azione offensiva dei suoi, con Tessaro, Andrei Naidari e Dobrosajevic. Tra i pali c'è, mi sembra di aver visto Tommaso Farinon. Dalla parte opposta invece c'è il capitano Tezza tra i pali, Moschetto, la maglia 17 Ferronato, la maglia numero 14 Filippo Rancan e con la maglia numero 5 Alberto Rancan, è andato subito a provarci la formazione di mister Marco Longo. Chiude però in fallo laterale il Real San Piero. Sono già scontrate in regular season le due squadre. Attenzione palla per Bicevo, Rancan, Alberto l'anagrafe, che evita poi con l'aiuto del numero 14 il fratello Filippo Rancan, che mette in fallo laterale. Poi tutto dietro per Dobrosajevic, che apre un destro che termina di poco a lato. Bisogna fare attenzione, tutti in maglia bianca, anche i portieri del Real San Piero, qualche momento di confusione nel pregare per il colore delle maglie, ma
Tezza, capitano tra l'altro, è riconoscibile con la fascia al braccio, comunque con le gomitiere, quindi non ci saranno problemi. Attenzione a San Piero che ci prova partendo da dietro con Ferronato che cercava l'apertura, non è riuscita da Broseljevic, mette in fallo laterale che viene battuto da Filippo Rancan dietro per il fratello Alberto. Ferronato, ancora Rancan con Ferronato, si muove Boschetto che non riceve il pallone, Filippo Rancan, lo scambio con Alberto, il triangolo con Ferronato che non va a buon fine. Partita subito comunque ritmi alti, intensi. Alenidari esce bene dalla propria metà campo, lo scambio con Tessaro che viene fermato da Rancan, il pallone poi che è uscito oltre la linea nera che delimita il rettangolo del palo con l'Ode, dove può ripartire il San Piero da dietro con Alberto Rancan, lo scambio palla per Ferronato che mette in equipo no. Tra i pali c'è Michele Fracasso con la maglia numero 12, in precedenza avevo detto di Tommaso Farinon che è in panca con la maglia numero 1, palla in mezzo, ancora la risposta, poi il tiro sull'esterno della rete di Ferronato, può ripartire Fracasso, comodo per Broseljevic che prolunga per Bicido ma è veloce ad uscire dallo scavo difensivo Alberto Rancan, concede però il fallo laterale, pronto a batterlo Alin Aidari, in mezzo per Bicido, lo scambio ancora con il numero 4 del Real Mantovano, giocatore che ha vinto il campionato di Serie D con il Trissino, poi perso Freddy, momento di dietro, per la ripartenza con la San Piero con Ferronato che scarica una diagonale che Fracasso respinge, siamo già dalla parte opposta con Alin Aidari non sta a terra, Aidari si porta dentro il pallone al filo perché è letale il recupero di Alberto Rancan che concede solo il corner, si perde intanto il pallone, un salvataggio importante quello del numero 5 in maglia bianca da Broseljevic, il tiro con la spalla, può ripartire dopo un tocco avversario del San Piero, è bravo qui Tessaro a chiudere in fallo laterale, perde anche lo scarpino Giacomo Tessaro, 12 gol per lui. Quadro in campo c'è il miglior marcatore della regular season, tale Igor Broseljevic, il capitano numero 10 del Mantovano con 34 gol all'attivo in campionato, quindi non va a buon fine lo schema della formazione dell'alta valle del campo. Un derby del Mantovano che cerca il bis dopo aver vinto la Coppa Endas di Vicenza in quel di Tombolo, un bis che però il San Piero cercherà di negargli dopo un'ottima stagione chiusa in quarta posizione a 6 punti dal primato proprio del Mantovano. Aidari cerca di andare via ma è bravo a chiudere la strada Filippo Rancan, recupera ancora da Broseljevic, Tessaro vanno a terra, si lotta in mischia in mezzo al campo, la scivolata con Boschetto che riceve una ginocchiata in pieno volto, viene fermato il gioco, una ginocchiata in pieno volto per Giovanni Boschetto, mi sembra sì che sia Giovanni Boschetto a terra, anzi no, Giovanni Boschetto è in piedi, allora uno dei fratelli Rancan è in piedi che Alberto Rancan, allora dovrebbe essere Filippo Rancan con la maglia numero 14, uno scontro fortuito ma violento, ad avere il peggio il 14 allenato da Davide Fracca. Stesso allenatore si è precipitato in campo per sincerarsi delle condizioni del proprio giocatore, con il vice mister Saugo che gli sta dando le cure mediche di rito. Fazzoletto non ho visto se ha perso anche del sangue, il numero 14 del Re San Piero che ha preso un colpo forte. Poi Re San Piero che comunque in zona d'attacco aveva anche rischiato di trovare il pari, poi il fischio a fermare il gioco, esce tra gli applausi il numero 14 Filippo Rancan che va a rompere il ghiaccio sul muro del Palacollodi, pronti dunque a ripartire
con palla in possesso del Real Mantovano, scovilata per Dobrosavljevic che la calcia direttamente tra le mani di Teze. Si prende l'applauso sportivo del numeroso pubblico presente per la Collodi. Ci sono sì Compagnia Malo e Vicenza che poi andranno anche alle premiazioni, ma ci sono tanti tifosi, d'altra parte due squadre, una della laterale del campo, una di Arzignano, che hanno portato qui tanti tifosi a sostenere i propri colori. Una sfida che dopo 6 minuti e 20 è ancora incollata allo 0-0 di partenza, con un paio di occasioni per parte sventate comunque dalle difese avversarie. Intanto Boschetto, va via Boschetto da Dobrosavljevic, ancora Boschetto e la puntata che costringe alla manona aperta di Michele Fracasso che mette in corner. Rivediamo qui l'azione del 16 Sampiero che costringe il portiere avversario in maglia rosa a respingere. Intanto il tiro da fuori a giro di Matteo Lovato, il classe 97, già 6 gol per lui in regular season, che non trova lo specchio di porta, palla fuori di poco, e Mantovano che si riaffaccia nella metà campo avversaria con Allen Haidari che apre verso Bici con lo scambio con Dobrosavljevic, che torna ancora da Haidari, ultimo giocatore di movimento della formazione di mister Marco Longo in maglia arancione a bordo campo in piedi. Il collega Biasi invece l'ha seduto sui quadratoni. Qui intanto recupera il Sampiero, la rimessa è a favore della formazione di mister Fracca, già battuta palla dentro per Ferronato che difende bene la sfera, va a terra, non so se ci sia il fallo, se c'è il fallo è arrivato il fischio del direttore di gara, dunque primo fallo, giusta decisione del signor Mauro Visone che ha concesso il primo fallo per un'azione non proprio genuina di Dobrosavljevic. Fallo comunque tattico, primo fallo di gara tra l'altro, non ancora segnalato sul tabellone, lo fa in questo momento, solo che ha segnato il gol, non il fallo, perché il risultato, il numero più grande è sempre fermo sullo 0-0. Boschetti intanto recupera il pallone il Mantovano con Dobrosavljevic, dito per Haidari. La giocata per Giacomo Tessaro, lo duetto Dobrosavljevic fermato da Boschetto che praticamente va a placare il 10 avversario. Lo rivediamo, fallo netto, lo aveva anche un po' lasciato andare, poi però il direttore di gara insomma ha fischiato giustamente il fallo. Punizione dunque, la prima anche per il Real Mantovano, e questa può diventare anche pericolosa e magari anche decisiva con Dobrosavljevic sul punto di battuta che dà indicazione al Tessaro di portarsi sul palo coperto ora dal non sempre Lovato. La giocata e Bicego fermato dall'intervento importante di Alberto Rancan. Rivediamo subito il replay, era uno schema bravissimo qui Rancan, quello con il numero 5, il fratello con il 14 è fuori dopo la ginocchiata in pieno volto. Altra deviazione, ancora un corner sotto la tribuna qui del Palacollodi che ospita, ci saranno 200 tifosi e per una finale Endas è un numero davvero importante. Qui intanto esce bene Lovato, poi Ferronato aspetta l'aiuto dei compagni, lo scarico dietro per Boschetto, giro palla, Lovato, Rancan, ancora Lovato, apre bene dalla parte opposta per Boschetto che va a puntare ai Haidari. Boschetto si accentra, apre dalla parte opposta, cerca quantomeno di farlo all'indirizzo di Matteo Lovato, il pallone però termina a lato. Quando è scoccato proprio il 10° minuto esatto, sempre sullo 0-0 del Mantovano e del Sampiero, può ripartire la formazione del Mantovano con Bicego che cercano un compagno a contropiede con Boschetto, fermato il diagonale da Allen Haidari. Haidari va via veloce, Haidari la puntata, Tezza sicuro centrale, poi la corrente Tessaro spara alto il pallone, subito appunto live il replay di Andrea Di Giambattista con la conclusione finale di Tessaro che termina alto di poco. Non si sblocca dunque questa sfida, nel mentre è entrato anche Danny Dalmolin per la formazione del Real Sampiero. Il posto di Boschetto proprio Dalmolin, apertura per Rancan che attende che il pallone prima sbatta a terra, poi però spara alto, non si è coordinato nel miglior dei modi
un pallone che gli ha rimbalzato un po' in modo strano, e dopo ripartire Fracasso. Aidari, siamo oltre la linea di metà campo, Aidari cerca l'apertura in mezzo, arriva lì il pallone tra le mani di Francesco Tezza che lo arpiona, e da sinistra per Dalmolin, giro palla, Rancan, ora è Lovato, ancora Rancan, Ferronato si muove, arretra, palla scodellata lunga per Rancan, però è troppo lunga, fa buona guardia il numero 12 Michele Fracasso del Real Mantovano, in una sfida tutta reale. Fa ripartire il suoi con Aidari che ha preparato posto per Tessaro, figlio di Tessaro, spara, le manone di Tezza a dire di no, a respingere il pericolo. Dalmolini in possesso per il Real San Piero, spara lungo per Ferronato, chiuso da Brosaglievic, Ferronato poi commette fallo lì davanti agli occhi del direttore di gara, il signor Sarullo, qualche protesta, aveva coperto bene il pallone da Brosaglievic che poi si lascia anche andare con un po' di esperienza per uno che nel suo palmarès qualche trofeo importante a livello di FIGC regionale nazionale lo ha messo in bacheca. Aidari apre, attenzione, palla messa in mezzo da Lusciacu per Felipe Silva che non riesce a trattenere la sfera, e allora può ripartire il Real San Piero con Danny Dalmolin dalle retrovie, lo scambio comodo con Rancan, ancora Rancan servito da Lovato, è entrato intanto anche l'altro Lovato, Matteo, con la maglia numero 15, l'unica differenza della di nascita, il 6 in classe 97, il 15 99, Matteo Lovato, maglia numero 15, ha già segnato 10 gol nella regular season, 6 invece per l'altro Lovato. Ovviamente non sono fratelli, intanto l'apertura cercata per Rancan da Brosaglievic, ferma Lovato, poi l'ultimo a toccare è il 10 del Real Mantovano, dunque rimessa laterale per la squadra di mister Davide Fracca che in regular season ha all'attivo 10 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, qui si aggiungono le 2 vittorie dei playoff, 12 vittorie, 2 pari, 4 KO invece per il Real Mantovano. Intanto qui al mio fianco arriva il buon Federico Scambi, protagonista con il Vicenza nella finale terzo quarto posto, vinta ai rigori con un rigore parato, tra l'altro attenzione a Felipe Silva che va sul fondo, viene fermato, ovviamente c'è il fallo, viene anche distrutto a fine primo tempo. Potete solo immaginare cosa ne abbia chiesto il buon Federico, abbiamo rivisto anche nel replay, intanto è stato distrutto dove ci sono le tubature, penso dell'acqua. Speriamo che non possa essere pericoloso quella parte metallica caduta a terra. Punizione la terza comunque per il Real Mantovano con Allen Aidari sul punto di battuta. È libero, solitario all'altezza praticamente del discreto tiro libero, decentrato un po', un metro sulla destra per Brosaglievic. Aidari calcia per Lusciacu-Leard che non trova però lo specchio della porta. E arriva il time out intanto di mister Davide Fracca. Abbiamo rivisto anche il replay lo sciagurato tentativo di Leard Lusciacu che non ha trovato il tiro giusto per andare ad impensierire Francesco Tezza, il capitano del Real San Piero, un Real San Piero che intanto ferma il gioco, chiama il time out quando siamo praticamente a metà del primo tempo ed è sempre ferma sullo 0-0 questa finalissima del campionato Endas di Vicenza. Vedremo chi sarà abile a sbloccare per primo questa sfida. I direttori di gara richiamano in campo le due squadre per riprendere quando mancano 14 minuti più ovviamente l'eventuale recupero. Ricordo
che in caso di parità si andrà direttamente al supplementare, poi eventuali calci di rigore come successi. Era stato respinto il pallone, ferma il gioco il direttore di gara, proteste del Real San Piero, aveva respinto la sfera, dunque poteva rigiocarla con i piedi, ha rischiato molto però qui il Real Mantovano. Laterale comunque già battuto da Boschetto, dietro per Rancan, ancora Boschetto, intanto è entrato anche nella sfida, attenzione Boschetto, fanno da Broseljevic senza fallo, secondo il direttore di gara che non hanno visto, è entrato in gioco anche con la maglia numero 18, viene Marco Cimponger. Proteste con qualche tifoso in tribuna, presunto fallo di Boschetto non ravvisato, resta a terra il capitano del Real Mantovano Dobroseljevic, entra lo staff medico del Real Mantovano, la rimessa laterale tra l'altro forse è del Real San Piero, un contrasto non falloso, così spiega il direttore di gara, si spiega con Dobroseljevic, allora potrà ripartire il Real San Piero con la rimessa laterale. Si sono persi molti minuti in questa sfida, prima per l'infortunio abbastanza brutto per Filippo Rancan. Intanto riparte il gioco con Cimponger che chiama un lancio lungo per Alberto Rancan, che alza comunque la gamba destra, non riesce a trattenere il pallone in campo, e il Mantovano che potrà ripartire con Aidari servito da Felipe Silva. Ancora Aidari, apre per Lusciacu, prova la diagonale, recupera il pallone Matteo Lovato, il numero 15 del Real San Piero, attende il movimento di compagni, avanza, aspetta e decide di dare dietro per Boschetto che fa circolare palla verso Alberto Rancan. Ancora Boschetto sulla nostra postazione, lo scambio con Matteo Lovato in posizione pivot, il pallone poi che resta lì all'Inaidari che cerca di uscire dalla propria area, viene fermato da Cimponger, la rimessa laterale è però per il Real Mantovano, l'ultimo toccare è stato un giocatore in maglia bianca, dunque rimessa con lo stesso Aidari. Intanto è rientrato anche Tessaro al posto di Dobroseljevic. Aidari riceve il pallone da Lusciacu, sulla linea di metà campo Aidari, la finta, si accentra Aidari, trova Tessaro sulla destra che calcia, un tiro potente ma trova precisa la posizione ancora di Francesco Tezza, lo rivediamo subito nel replay, pronto e preciso il portiere del Real San Piero. Lusciacu, si apre lo spazio, viene fermato, l'ultimo toccare è stato Rancan, palla per Felipe Silva. Boschetto non è proprio preciso il suo passaggio, ma ancora in possesso del Real San Piero che poteva far di più nel contropiede di pochi istanti fa. Boschetto il pallone sul sinistro messo a terra senza fallo, si rialza subito il numero 16 del Real San Piero, chiede scusa Lusciacu per una spinta veemente ma non fallosa con il direttore di gara. Qui intanto Tessaro recupera il pallone per qualche istante, la rimessa laterale è comunque per la formazione del Real Mantovano secondo il direttore di gara, dunque sarà Tessaro a far ripartire il gioco quando stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di questo primo tempo, ancora fermo sullo score iniziale di 0-0, i due portieri fin qui da una parte Fracasso e dall'altra Tezza non hanno ancora raccolto il pallone da fondo rete, palla intanto lunga per Tessaro, si perde addirittura oltre la porta di sicurezza. Intanto rientra Ferronato, 18 gol per lui in campionato, il miglior marcatore sia così della squadra di mister Davide Fracca. Alberto Rancan prolunga bene per Boschetto che si gira, ma c'è il lato B di Tessaro che dice di no, Aidari in velocità va via, si vede mezza difesa, poi però si allunga troppo il pallone e termina in fallo laterale in favore del Real San Piero. Pronto Cimponger a giocare dietro per Alberto Rancan.
Ferronato sulla sinistra riceve il pallone, la maglia numero 17 cambia lato, non è preciso, però Tessaro concede il fallo laterale alla formazione avversaria, mentre Ferronato cambia posizione con Boschetto. Ferronato si gira, viene fermato da Neidari, resta in fase d'attacco il Real San Piero con una rimessa laterale già battuta da Cimpongia, dietro per Alberto Rancan, lo scambio con Boschetto. Cimpongia cerca Ferronato, non ci riesce, recupera però il pallone ancora Cimpongia, il sinistro fintato, poi lo scarico per Boschetto che in corsa non riesce a tenere vivo il possesso per il San Piero. Dunque laterale per la squadra di mister Marco Longo, già battuto dai Dari per Fracasso, che torna a dare palle al numero 4 che fa segno di avanzare i propri compagni, Felipe Silva ai Dari. Pangallo intanto si muove, palla per Tessaro, fermato in fallo laterale da Cimponger, il laterale è in favore del Real Mantovano, la squadra in completo grigio fa ripartire il gioco. Tessaro per Idari, scarica destro verso Giovanni Pangallo, si accentra Pangallo, fa recapitare il pallone ad Aidari, nel momento di Tessaro la finta, torna indietro ancora Idari, poco meno di 8 minuti al riposo. Palla per Tessaro che resta in piedi nonostante il tentativo di atterramento avversario, la palla poi arriva comodo tra le mani di Tezza che fa ripartire il gioco dei suoi. Non si sblocca la sfida, non sono comunque mancate le azioni in questi primi 22 minuti di gioco, tifosi che non si sono certo annoiati. Intanto si lascia cadere a terra eloquente il gesto del direttore di gara Ferronato con il numero 17, palla uscita, intanto è rientrato anche Dobroseljevic dopo essersi ripreso dallo scontro con Giovanni Boschetto. Quando Boschetto recupera il pallone serve la parte opposta a Ferronato, viene fermato da Broseljevic, deve far ripartire il contropiede suoi, ma Cimponger ci mette una pezza, poi fa sbattere il pallone sul petto di Arli Neidari e San Piero che può ripartire in possesso della propria metà campo. Matteo Lovato riceve da Ferronato, ancora Lovato, Cimponger sulla destra, si muove Ferronato, Cimponger però aspetta il momento per servire la palla al 17 che vince il contrasto, poi viene fermato da Dobroseljevic, è il secondo fallo, intanto va in panca a riposare per qualche istante, rivediamo intanto il fallo di prima. Giovanni Boschetto, al suo posto entra Marco Schenato, primi scampoli di match per il numero 8 del Real San Piero. Punizione per Ferronato che prende una lunga rincorsa il 17 del Real San Piero, un sinistro da armare direttamente in porta con Fracasso che chiude lo specchio, concede soltanto il fallo laterale, subito pronto il rapido di Andrea Di Giambattista, cameraman e regista quest'oggi, un tiro dritto per dritto, laterale battuto con Schenato che difende il pallone, lo serve per Cimponger che va ancora Schenato, fa il gol! Sì! Il vantaggio di Marco Schenato che da fondo campo, da posizione assurda, trova un sinistro che gira perfetto con il contagiri esatto, giusto, perfetto, lo rivediamo, praticamente si stava per sedere sulla tribuna rossa del Palacollodi e ha trovato il vantaggio del Real San Piero a 5 minuti dal riposo. La formazione del Real San Piero mette la freccia in un primo tempo che ora sicuramente si farà ancora più elettrizzante di quello che abbiamo visto prima del campione. Il Bruno del San Piero, palla per Ferronato aspetta il movimento del compagno, palla dietro per Rancan, la risposta di Fracasso, ma resta ancora in zona d'attacco il Real San Piero con il pallone che non viene capitato all'autore del gol. Marco Schenato, vediamo intanto qui la parata sul tiro di Alberto Rancan, ottimi riflessi di Michele Fracasso. Palla lunga intanto per Giacomo Tessaro che viene fermato in scivolata da Alberto Rancan, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Ha tolto il coniglio dal cilindro il numero 8 Marco Schenato.
intanto ribattuto il tiro di Alen Haidari, la palla ancora in possesso Mantovano, Dobrosavljevic, la puntata di Dobrosavljevic, palla fuori di poco, c'è per una deviazione, allora sarà corner per il Real Mantovano. Il direttore del signor Enzo Sarullo ha decretato l'angolo, abbiamo visto anche nel replay la giocata precedente. Pronto il Pangallo, dietro per Dobrosavljevic, la piazzata e Francesco Tezza da buon capitano dice di no, palla in mezzo ancora Dobrosavljevic, il tiro ribattuto da Ferronato che poi va a sbattere contro Dobrosavljevic. Rivediamo nel replay il tiro di Dobrosavljevic con Ferronato che va a sbattere su Dobrosavljevic. Visto nel replay non è stato proprio pulitissimo il placcaggio di Ferronato, però insomma gli estremi per un fallo qui non penso ci fossero. 3 minuti ancora di gioco con il Real Mantovano che deve recuperare il gol di svantaggio e lo farà ripartendo con il pallone scodellato per Arlin Haidari dal direttore di gara. Proprio Haidari fa alzare il baricetto di suoi, palla allo scambio con Dobrosavljevic, ancora lo scambio con il suo capitano che torna a dar palla al numero 4 in maglia grigia. Tessaro si inventa una bella giocata, poi però ci mette una pezza Alberto Rancan che spedisce in fallo laterale. Dunque assalti alla Roma bianca quelli del Real Mantovano che non hanno ancora trovato il guizzo vincente. Vediamo in questo momento neppure, perché il passaggio assist, intanto rientra Boschetto per il cambio a Matteo Lovato, pallone che ha navigato per tutta l'area, qui intanto pressione alta di Tessaro che decide di prendere il pallone, scodellato avanti per Matteo Lovato, il numero 15 lotta con Dobrosavljevic e tiene vivo il pallone, non c'è il fallo, arriva il fallo però contro Dobrosavljevic. Dunque tra le proteste di mister Marco Longo, Dobrosavljevic commette il fallo, c'è la chiusura a forbice, ha visto bene il direttore di gara, probabilmente c'era il fallo anche in precedenza, terzo fallo pari, partita che si incattivisce ma resta comunque lealmente sportiva, maschia. In palio c'è il titolo provinciale Enders di Vicenza con il Real San Piero che ha la sua terza punizione a favore e in vantaggio 1-0, il fischio, il tiro e fracasso mette in corner sulla conclusione di Marco Schenato che cercava il bis personale dopo il vantaggio da fondo campo segnato per il suo San Piero. Qui Dobrosavljevic prende il pallone, l'ultimo a toccare è stato proprio Schenato, il numero 8 del Real San Piero, dunque rimessa al fondo che ha già battuto fracasso per Dobrosavljevic, lo scambio a destra per Arlin Haidari che fa avanzare e fa scivolare avanti il pallone, serve Bicedo che lo tiene in campo dandolo dietro per Arlin Haidari che lo recupera sulla pressione di Ferronato, tanto ultimo minuto di questo primo tempo, più l'eventuale recupero ancora Haidari, lo scambio a destra per Giacomo Tessaro che fa girare palla verso Dobrosavljevic, si difende a rombo però il Real San Piero di mister Frac non dà spazio alla possibilità di intervenire in modo verticale. Attenzione qua, bravo qui Tessaro a superare Boschetto, però interviene subito Alberto Rancan e mette in fallo laterale, battuto il laterale dietro per Haidari, lo scambio per Bicedo, il pallone arriva addirittura alle spalle di Fracasso a bordo campo, dunque sarà il 12 del Real Mantovano a far ripartire il gioco quando mancano pochi secondi prima di conoscere anche l'entità del recupero, ovviamente 2 minuti per effetto di 2 time out chiamati, quindi tanto impreciso Haidari. 2 minuti proprio così si giocherà dunque fino al 32esimo, lo ha segnalato il signor Mauro Visone. Boschetto dietro per Alberto Rancan, giro palla verso Schenato che fa segni suoi di avanzare, Schenato apre un diagonale sinistro dove però neppure Boschetto può arrivare e allora potrà ripartire il Real Mantovano in questi scampoli finali di primo tempo. Mantovano di mister Marco Longo sotto 1-0.
Tessaro fermato dal recupero di Schedato, poi è lui l'ultimo a toccare il pallone. Ancora 1,5 da giocare, ottima l'apertura per Boschetto che si fa trovare ma viene fermato da Dobrosagljevic. La giocata per Tessaro e Tezza è fantastico nel dire di no alle posizioni avversaria, parata importantissima quella di Tezza che rivediamo. Giacomo Tessaro botta sicura, Tezza è uscito, forse ci ha messo anche i gioielli per far sì che la palla di Tessaro che va via in velocità subisce il fallo, quarto fallo, non ci saranno gli esterni per il tiro libero. Rivediamo nel replay proteste del numeroso pubblico del Real San Piero. Punizione Mantovano, poco più di 30 secondi al riposo, vedremo se questa sarà l'ultima occasione in questo primo tempo o se avremo altre possibilità offensive. Dobrosagljevic sul punto di battuta Aidari riceve il pallone, la finta a caricare il destro, palla che sbatte sull'incrocio dei pali, si salva anche con i legni il Real San Piero, nulla poteva lì Tezza, ma il palo, il legno ha detto di no, la formazione del Mantovano che ora subisce il contropiede. Attenzione perché la palla torna a bici da Dobrosagljevic, fermato con il fallo da Alberto Rancan che si prende il cartellino giallo e allora ci sarà spazio per una nuova punizione. Qui doveva assolutamente spendere il fallo il numero 5 del Real San Piero per evitare il contropiede, 2 contro 1, botta sicura della formazione. Vediamo il replay, il pallone che è andato a sbattere una deviazione sull'incrocio dei pali, traversa grazie ad Andrea Di Giambattista sempre pronto, mani multitasking quelle del nostro cameraman e regista, ma non tenerle in tasca, se no poi la telecamera chi è che me la gira? Non c'è più il signore di prima che ha filmato tutte le partite per poi scoprire ma poi le posso rivedere in diretta. Attenzione, ultima occasione con Aidari e con il petto Deni Del Molin dice di no sulla riga di porta e salva ancora il risultato. Si va al riposo con il Real San Piero avanti 1-0. Abbiamo visto il replay, Stefano Testoni e Andrea Di Giambattista vi danno appuntamento tra una decina di minuti per il secondo tempo di questa finalissima Endas Vicenza.
partite schierate in campo, arrivano anche i direttori di gara, tra poco il via al secondo tempo di questa finalissima del campionato di Serie A. Endas di Vicenza con il Real San Piero che conduce 1-0 grazie al gol di Marco Schenato, il gran gol di Marco Schenato che dalla linea di fondo campo ha trovato lo spazio perfetto per mettere dentro il pallone alle spalle di Michele Fracasso. E sarà proprio il San Piero con Ferronato sul dischetto del centrocampo a far ripartire il gioco. Attendiamo che i signori Mauro Visone ed Enzo Sarullo diano il via libera a far ripartire il gioco. Tutto pronto, ancora 30 minuti in caso di parità, un tempo supplementare ancora in caso di ulteriore parità, si andrà ai calci di rigore che prima hanno deciso la sfida terzo quarto posto. Ecco il fischio e si riparte dall'1-0 del Real San Piero di primi 20 minuti con Alberto Rancan, lo scambio con Boschetto, Rancan vivo il pallone, Ferronato fermato in fallo laterale, però per toccare per ultimo il pallone è il 17 del Real San Piero. Dobrožaljević ha fretta di battere, lo fa indirizzando la sfera per Aidari che torna dal suo capitano, l'imbucata tentata per Mirko Bicego, Boschetto va via sulla fascia laterale, Boschetto mette in mezzo un pallone, gol! Il raddoppio del Real San Piero con Giovanni Boschetto, figlio di Stefano, in tribuna che trova il vantaggio e si rischia Stefano, si rischia anche il caso diplomatico, la mamma di Giovanni che non ha visto il gol ma lo può rivedere con il replay di YouTube, lo può rivedere dopo, mamma di Giovanni, lo può rivedere dopo. 2-0 intanto Real San Piero con l'ottima giocata di Giovanni Boschetto sulla corsia laterale di sinistra, l'imbucata, non è stato preciso Michele Fracasso che ha toccato il pallone che poi è finito alle sue spalle, ancora Boschetto a recuperare ancora la sfera nella metà campo avversaria, dentro per Rancan che lascia a Tezza, Boschetto, apertura della parte opposta però è troppo forte il passaggio all'indirizzo di Matteo Lovato e dunque tornerà a costruire un'azione la formazione del Real Mantovano da dietro, un Real Mantovano che ora deve fare molto di più. Tessaro, lo scambio con Bicego, Tessaro in mezzo, il tocco per Dobrožaljević che spreca tutto e non è da lui sprecare questa occasione, rivediamo. Non ha neppure avuto il modo di calciare, palla lunga per Boschetto che mette un campanile per Ferronato che lotta con Aidari, va a terra Ferronato, Aidari nella parte opposta in contropiede per il tiro destro che si spegne sul fondo, è rimasto a terra Ferronato. Rivediamo intanto nel replay il tiro precedente di Ardin Aidari che non ha dato problemi a Francesco Tezza, il capitano del Real San Piero, che va a parlare con il suo tecnico Davide Fracca. Si rialza intanto Simone Ferronato, 18 gol per lui, ancora però a secco questa sera, il vantaggio lo ha firmato Marco Schenato, il raddoppio ad inizio secondo tempo di Giovanni Boschetto per un San Piero che conduce 2-0 in questa finalissima con il Real Mantovano. Qui intanto l'errore di Alberto Rancan che riceve comunque gli applausi di incoraggiamento del 17 Simone Ferronato e Mantovano che è già ripartito subito, palla a destra per Tessaro, la finta di Tessaro fermato da Boschetto, Tessaro resta in piedi e con il possesso del pallone poi però lo fa sfilare per Dobrožaljević che non può arrivare. Dunque laterale praticamente regalato al Real San Piero con Matteo Lovato che chiama in causa il suo capitano, il portiere Francesco Tezza, che calibra il destro, cerca di far partire Boschetto di testa, la deviazione di Tessaro in fallo laterale, recupera il Mantovano, Bicego, lo scambio con Tessaro, poi Boschetto ci mette il piede con la palla che carambola sul numero 3 del Real Mantovano, laterale già battuto da Boschetto per Matteo Lovato che prolunga verticale verso Ferronato, si fa vedere un compagno, Ferronato lotta, tiene il pallone, poi subisce il fallo da Dobrožaljević e qualcosa da ridire al 17 in maglia bianca del Real San Piero.
fischiato il fallo, il primo fallo del secondo tempo. Si inasprisce un po' la sfida, si alza la tensione con la posta in palio comunque importante, nonostante si sia soltanto al quarto minuto della ripresa. Boschetto, l'imbucata per Ferronato che non riesce a dare ancora il pallone a Boschetto, l'intervento di Dobrosaljevich non ravvisato secondo i giocatori del Real San Piero. Intanto possiamo esplodere con grido di gioia. Abemus Luppolo, grazie a Federico Scambi. Abemus Luppolo, fumata bianca, con la birretta a dare vigore alle cordi vocali, con il San Piero e Ferronato che non trattiene il pallone. Qualche sorriso, scaramucce tra il 17 del San Piero e il 10 del Mantovano che deve cercare di reagire ma perde il pallone. Ferronato per Boschetto che salta Bicego, ancora Boschetto, lo scambio cercato ma Dobrosaljevich ci mette una pezza. Il tiro di Rancan bloccato da Aidari, cerca di ripartire il Mantovano da dietro con Dobrosaljevich, lo scambio. Non c'è scambio, Dobrosaljevich fa tutto di testa sua, viene fermato a Ferronato che recupera il pallone contropiede con Boschetto per Ferronato, Boschetto! Un'azione da pensetto, triangolo, X, quadrato e palla, era il San Piero che trova il 3-0 con la doppietta di Boschetto, ma la gran giocata in triangolazione con Ferronato che rivediamo nel replay, che ha fintato il tiro, poi ha messo un pallone sul secondo palo dove Boschetto praticamente in scivolata è arrivato per infilare alle spalle di Michele Fracasso per la terza volta. E mister Marcolongo chiama il time out per scuotere i suoi, ha ammutorito il pubblico del Real Mantovano, fa festa quello del Real San Piero e fa bene, avanti 3-0 con la doppietta di Giovanni Boschetto seguita il gol di Marco Schenato. Un Real San Piero che dopo 6 minuti vuole mettere il ghiaccio a questa finalissima Vicentina Endas, la Serie A, l'ultimo atto. Entrambe poi insieme al Vicenza affronteranno anche la fase regionale nazionale, ma questo oggi intanto in palio c'è il titolo provinciale, quindi il Real Mantovano sotto 3-0 che deve assolutamente togliere la modalità cruise control e puntare tutto sull'acceleratore per non vedersi sfuggire un trofeo dopo la conquista della Coppa a Tombolo. Pezza lungo il pallone per la deviazione poi di Fracasso, il tiro in spaccata era di Filippo Rancan con la maglia numero 14, è rientrato, aveva subito un colpo involontario ma duro in faccia nel primo tempo, proprio Filippo Rancan che scodella in mezzo un pallone. Attenzione ancora la giocata per Alberto Rancan che però non aveva sul pallone, lo scambio era con Matteo Lovato e può ripartire allora il Real Mantovano. Si accende Dobrosaljevich, il tiro esce di poco, c'è anche la deviazione di Matteo Lovato, il numero 6 del San Piero ci ha messo la coscia per evitare che il pallone, uno stinco, ancora con Ferronato e può ripartire ancora il Real Mantovano con Aulin Aidari. Bicego dietro per Dobrosaljevich che imbuca bene per Aidari, si muove Aidari, si difende però bene in San Piero, fermato il tiro di Aidari, Tessaro fermato da Rancan che poi mette in fallo laterale, esce Lovato, al suo posto rientra Cimponger. Lovato ha speso molto in questi primi minuti di ripresa, 8:30, palla per Bicego, Cimponger fa ripartire il contropiede con Ferronato che attende l'aiuto dei compagni. Ferronato il pallone sul destro, il tiro e poi con la gamba lunga Michele Fracasso respinge in fallo laterale con Filippo Rancan che ha battuto dietro per Alberto. Ferronato cercare l'invito per Alberto, il gol, il poker del San Piero con l'imbucata del numero 5 Alberto Rancan, non ha trattenuto il pallone Michele Fracasso, il rimpallo
e poi a porta vuota, lo rivediamo nel replay, non c'è ovviamente ostruzione, non ha tenuto il pallone vivo, e il numero 5 Alberto Rancan ha messo dentro il pallone alle spalle di Michele Fracasso, che poi ha chiesto il cambio, e in campo è entrato con la maglia numero 1 ora Tommaso Farinon. Vediamo se questo cambio saprà scuotere il Mantovano, che ha ancora una ventina di minuti di tempo per cercare intanto di riaprire una sfida a completo appannaggio del Real San Piero, che con un inizio di ripresa ha messo dentro i gol pesanti per allungare e per avvicinare le mani alla Coppa in questa fase finale del campionato di Serie A Endas di Vicenza. Qui intanto Alberto Rancan, autore del quarto gol, che mette in fallo laterale con Aidari, che scarica dietro per Dobroseljevic. È rientrato intanto Lusciaco. Dobroseljevic aspetta il momento, i compagni, salva a destra per Tessaro, una finta del numero 3 Tessaro, poi il tiro e Francesco Tezza vola a mettere in fallo laterale. Rivediamo la parata plastica del capitano numero 1 del San Piero, Arlina Aidari, carica il destro che si perde però sul fondo, e Tezza con fretta rilancia lungo per Filippo Rancan, che di testa cerca di mettere in mezzo, non c'è un fallo di mano, sembrava che ci fosse il tocco, c'era stato, forse era però involontario secondo la decisione del direttore di gara Alberto Rancan. Lo scambio con Cimponger, ancora Alberto Rancan, lungo per Cimponger, che ripone il pallone però non riesce a trattenerlo in campo. Aidari deve alzare i ritmi, pronto Pangallo a rientrare in campo. Dobroseljevic fermato in tentativo di incursione di Tessaro. Dobroseljevic fa ripartire il gioco per i suoi, lo scambio con Lusciaco della parte opposta, che va invece dare qui davanti alla nostra postazione, da qui il vostro test con immagini di Andrea Di Giambattista vi sta raccontando questa finale, primo e secondo posto del campionato di Serie A Endas di Vicenza. Dobroseljevic fermato da Cimponger cercava l'imbucata per Filippo Rancan, è stato abile all'unitario a fermare il contropiede avversario, intanto da ripetere la rimessa, il pallone non era ben posizionato sulla riga nera del Palacollo di Teatro quest'oggi delle due finali con le migliori 4 squadre dopo comunque i playoff a contendersi il titolo, il terzo posto. Recupera intanto la palla del San Piero con Cimponger che fa partire bene Alberto Rancan e viene spinto da Lusciaco Leard. C'è il fallo, ovviamente c'è anche il cartellino giallo, non poteva fare altro che spingere via l'avversario, c'è il fallo, dunque punizione, il secondo fallo per il Real San Piero con Filippo Rancan pronto a battere questa punizione. Vediamo se andrà a calciare direttamente in porta o a trovare lo schema il 14 del Real San Piero, era in corsa il tiro in mezzo. Si era fatto vedere Andrea Griso lì in mezzo all'area, solo non è riuscito però a trovare il tapin vincente. Allora Mantovano ripartito a Farinon, Tessaro ha fretta di riaprire la partita, Cimponger lo ferma, Tessaro vince un in palla, poi si prende il tiro libero, scarica dietro per Arlina Aidari che farà girare palla, anzi no, lo tiene in possesso, non salta però Griso, è entrato in campo e Farinon poi scarica fuori lontano. Altra occasione per il Real San Piero che sta legittimando questo poker di vantaggio, un Mantovano che ha un po' perso anche la trabisonda mentale, non riesce a trovare le giocate giuste per cercare di riaprire la partita, ma può approfittarne il Real San Piero che fa scorrere i secondi con la giocata di Alberto Rancan, il movimento per Filippo fermato, palla per Cimponger che poteva forse trovare il momento del calcio in porta, non lo ha fatto. Qui intanto il tiro da dietro, ancora un tiro, ancora una deviazione, c'è il corner, l'ultimo a toccare è stato un giocatore del Real Mantovano, dunque sarà corner. Lo rivediamo nel replay, sembrava anche in modalità live
che ci fosse stata la deviazione, così è stato, del numero 5 Alberto De Grossoli. Corner messo in mezzo, la risposta è il gol, la doppietta anche per Alberto Rancan che firma il 5-0 al 15° minuto, doppietta di Alberto Rancan, doppietta di Giovanni Boschetto, il gol che ha aperto la gara di Marco Schedato e il Real San Piero rifila una cinquina, una manata in pieno volto al Real Mantovano, una sberla che fa male, un Real Mantovano che ha soltanto 15 minuti, ma la vedo gran dura per quanto ho visto in campo, specie in questo secondo tempo dove Real San Piero ha veramente giocato con i giri giusti, mettendo sempre la marcia perfetta. Recupera intanto Ferronato, corre il pallone, Ferronato rimane in piedi, Aidari gli prende, gli scippa il pallone, va via Aidari sulla posizione laterale, pallone che si perde sul fondo e c'è il time out di mister Davide Frac che richiama i suoi, fa perdere un minutino al gioco. Il Real San Piero avanti 5-0. Cin cin. Sì, bisogna dare lubrificazione ai cordi vocali. 5-0 per un Real San Piero che sta sovvertendo con i pronostici che è stata la regular season, aveva chiuso al quarto posto con 32 punti, 6 meno del Real Mantovano che invece aveva chiuso davanti a tutti la stagione regolare. La goleada in semifinale di Vicenza per la formazione di mister Marco Longo che è in piedi a bordo campo, sicuramente infelice e d'altra parte non possiamo dire il contrario per quello che ha visto da parte dei suoi ragazzi, sotto di 5 gol. Quando siamo entrati nell'ultimo quarto di gara mi sbilancia Andrea, secondo me quei supplementari non li vediamo. Se la ride il buon Andrea Di Giambattista che segue da bordo tribuna la sfida con la telecamera e vi regala anche il replay delle azioni salienti in questa finale della Serie A Indas. Dato rientrato anche Felipe Silva che va a battere dietro per De Grossoli, il laterale Allen Aidari. In campo c'è anche Pietro Dani, Aidari, De Grossoli, Aidari fa ruotare i suoi a disposizione. Probabilmente mister Marco Longo fatica a credere in una possibile rimonta, ma al tempo stesso mette dentro quelle forze fresche, quei giovani che magari tireranno fuori qualcosa di più rispetto a quello visto finora dai propri compagni. Aidari, movimento del pallone del numero 4 del Real Mantovano, serve a destra per Felipe Silva, movimento palla ancora per Aidari, lo scambio per De Grossoli, alza il baricentro il Real San Piero, De Grossoli scarica dietro per Dani che cerca l'imbucata per Felipe Silva, un'imbucata che non riesce e Aidari esce, anzi no, perché il possesso è per Tezza che fa partire Alberto Rancan, 2 gol per lui, lo scambio con Filippo, Alberto, Dani Del Molin intanto nel finale di primo tempo aveva salvato un gol con il petto sulla riga di porta, importante salvare l'1-0 che ha portato al riposo la sua formazione. Boschetto, anche lui autore di 2 gol, fa melina ora il Real San Piero che vuole far passare i secondi l'invito con l'attacco di Ferronato. Boschetto però che ha speso molto non riesce ad arrivare sul pallone. Possesso ora per Aidari del Real Mantovano che fa con segno eloquente di avanzare ai propri compagni. Aidari si muove Dani sulla destra, Aidari cerca l'imbucata lunga per De Grossoli, errore gratuito e fuori intanto Rancan, il numero 5, prendersi il 5 da tutti i compagni in panca. 2 gol per lui importantissimi quando mancano 10 minuti poco più
al triplice fischio che manderà il Real San Piero, stando così le cose al momento attuale, ad alzare la coppa del primo posto. Ferronato scoda preciso per Boschetto che va via, c'è l'ultimo tocco però del numero 16 del Real San Piero, dunque laterale con De Grossi che esce anche dal palacollodi per prendersi il pallone. Si è perso De Grossi, eccolo qui che arriva a far ripartire il gioco per il suo Real Mantovano. Arlin Haidari avanza il 4 del Real Mantovano, cerca l'apertura per Pietro Dani, è impreciso però il passaggio. Dalmolin, si muove Boschetto, Dalmolin va comodo su Matteo Lovato, il numero 6 ritorna dal numero 11 Dalmolin. Boschetto, lo scavetto a superare un avversario, poi Ferronato dietro ad alleggerire per Lovato che torna dal 17 del San Piero, fermato da Haidari che può ripartire uno contro Mantovano. Haidari, il pallone resta ancora lì, ancora Haidari, la palla spizzata alta dove Felipe Silva non può arrivare, rivediamo nel replay un'occasione timida ma che conferma il risveglio e la voglia di rialzare la testa del Real Mantovano sotto di 5 reti quando mancano 9 minuti e spiccioli alla fine di questa finalissima. Boschetto dietro per Dalmolin, non è preciso il passaggio di Dalmolin per Ferronato. Haidari, apertura per Dani, si mette in mezzo però Felipe Silva che evita che il pallone arrivi al numero 2, palla per Felipe Silva, fermato da Dalmolin che mette in corner scaricando di violenza e rabbia il pallone, anzi forse solo rimessa laterale, no, rimessa laterale con le mani, tiro ribattuto ancora laterale per il Real Mantovano. Con un tiro ribattuto, il pallone che resta lì, Matteo Lovato lo mette giù con eleganza, poi chiama in aiuto Dalmolin, la palla lunga per l'altro Matteo Lovato, quello con la maglia numero 15, laterale con Farinon che lascia l'incombenza di questa battuta a Pietro Dani, il numero 2 del Real Mantovano, per Arlin Haidari che avanza. Lo scambio cercato, Dalmolin ancora con il pezzo, Boschetto sulla corsia laterale, la giocata che non va a buon fine però del numero 16 del rifatto Real San Piero, e Haidari può far ripartire il gioco, non è messa laterale quando siamo già entrati nel minuto numero 23 di questa finalissima. Haidari, movimento per Felipe Silva che si gira, trova De Grossoli che non arriva però a battezzare in campo il pallone e lo potrà ripartire ancora il capitano Francesco Tezza che nella sua mente sicuramente starà cullando in un momento fatto l'autorete, il 6-0 sul tocco di Filippo Rancan con la maglia numero 14, arriva la deviazione di Tommaso Farinon, il 6-0, un pallone che doveva finire ad Dalmolin con la testa di Arlin Haidari, il tocco che porta la sestina vincente in casa del Real San Piero. È rientrato Dobrosagljevic, il tiro, la traversa piena, l'incrocio di Dobrosagljevic, vediamo la forza del destro del numero 10 capitano del Real Mantovano che si stampa sull'incrocio dei pali, palla per Matteo Lovato, il numero 15 attende però il movimento di uno dei compagni, l'applauso di mister Davide Frac che si congratula nel suo giocatore, entrando in campo anche Schenato. Dalmolin prolunga però troppo lontano il pallone per Lovato. De Grossi sul fondo, fermato da Schenato, l'ultimo a toccare è stato il 5 del Real Mantovano per poter ripartire Tezza, comodo a destra per Marco Schenato, il numero 8 che aveva aperto
le marcature di questa sfida che si sta tramutando in goleada per la formazione di mister Davide Fracca. Schenato, esce bene per il fallo di De Grossoli, una spinta ravvisata fallosa, il quarto fallo forse per la formazione del Real Mantovano. Abbiamo visto nel replay, distanza regolamentare quella di Dobrosaljevich, il fischio fa ripartire il gioco del Monin, servito ancora da Schenato che torna ancora ad essere in possesso del pallone. Dani lo ruba, Dobrosaljevich lo protegge, esce bene il numero 10 del Real Mantovano, lo scambio con Felipe Silva che viene fermato in fallo laterale dall'autore dell'assist dell'autorete Matteo Lovato, no pardon, Filippo Rancan, rimane numero 14. Dobrosaljevich a destra per Felipe Silva, se c'entra Felipe Silva, fermato da Matteo Lovato. Dobrosaljevich, il tiro e la risposta di Dal Molin, non vuole subire gol il Real San Piero nonostante il regalino fatto. Arriva Dal Molin in soccorso della difesa De Grossoli, ancora De Grossoli fermato con un fallo dal numero 15 Matteo Lovato che chiede scusa, punizione, fischierà il direttore di gara. Vedremo se su questa punizione il Real Mantovano riuscirà quantomeno a sbloccare il tabellino delle marcature. Subito di battuta Dobrosaljevich, in barriera ci sono due giocatori, proprio la barriera respinge con Filippo Rancan e Matteo Lovato che respingono la conclusione di Dobrosaljevich, laterale con il Mantovano che resta in attacco. De Grossoli fermato, poi il pallone arpionato da Tezza che rilancia lungo per Lovato, non ci arriva, comodo il pallone tra le mani di Farino che fa ripartire Dobrosaljevich, il numero 10 capitano del Real Mantovano, lo scambio con De Grossoli, fa girare palla il Real Mantovano ma il Real San Piero si difende senza alcun problema, forte dei 6 gol di vantaggio, un vantaggio irrecuperabile. La scivolata intanto di Filippo Rancan concede solo il laterale, palla per De Grossoli che va sul fondo, poi arriva Tezza a prendersi il pallone, a predicare calma come un cardinale pronto al conclave, solo che lui non è casto e puro, perché chissà, magari la tradizione dei Tezza potrà continuare tra i pali. Qui intanto scaramuccia in campo, però forse per un colpo di Lovato. Salutiamo intanto i tanti amici arrivati qui alla Pala Collodi. Sono alzati tutti dalla panchina. Non so se abbiamo il replay, Andrea, di questo fallo, forse l'hai già fatto vedere, giusto per rivedere, perché c'è stato forse un colpo a gioco fermo del numero 15 Matteo Lovato, qui il fallo giustamente assegnato. Beh, diciamo che Matteo Lovato non è stato poi così tanto sportivo con il giocatore avversario, il calcio c'era stato. Qui dal bar del Palacollodi possiamo dire che il gesto del numero 15 del San Piero non è stato bellissimo, però insomma in campo, ma forse è stato espulso, l'hanno mandato via, allora sì, allora lo hanno visto anche i direttori di gara. Sì, è stato espulso Matteo Lovato, dunque giocherà con l'inferiorità numerica il Real Mantovano, l'hanno visto anche i direttori di gara, se non un bel gesto, va un po' a macchiare una prestazione per la formazione del San Piero. Tezza intanto, lungo, con la testa esce Farinon, toglie il pallone dalla testa del numero 8 Marco Schenato, bravo qui a fermare tutto quanto Rancan, quasi dentro l'ultimo minuto di gioco. Dobrosaljevich per Felipe Silva, dietro ancora per Igor che fa muovere i compagni, si muove anche Pietro Dani. Dobrosaljevich per Silva, il pallone
arriva dalle parti di Tommaso Farinon. Dani, Dobrosaljevich, l'ultimo minuto, il tiro, palla fuori, non riesce a segnare il Real Mantovano. E allora per il Real San Piero possono solo essere contati i secondi che separano dalla vittoria di questa finalissima, una vittoria dopo un primo tempo alla pari, mai in discussione nel secondo tempo, con la formazione di mister Fracca, abilissimo, intanto il contrasto con il capitano Tezza, non volontario da parte di De Grossoli. Abbiamo rivisto che aveva cercato con la scivolata di recapitare il pallone in rete, si è rialzato prontamente Francesco Tezza, il capitano. Ancora 2 minuti di recupero, poi andremo in campo per le premiazioni finali. San Piero, l'urlo dei tifosi, palla lunga per Cimponger, il fallo di Dobrosaljevich, il 5-3-2, quarto fallo. Cimponger chiede la distanza, il numero 18 del Real San Piero, che va a calciare di prima intenzione, trova l'opposizione di Farinon. Dobrosaljevich dietro per un compagno di squadra, già passato un minuto, mi sembra di aver visto 2 minuti di recupero, poi ovviamente saranno soltanto titoli di coda per arrivare alle premiazioni finali. Cimponger recupera il pallone, Cimponger, lo scambio con Rancan, fermato, palla per Dobrosaljevich che cerca di invitare Dani. Alberto Rancan capisce tutto quanto e ferma l'azione avversaria. Dani recupera il pallone, ma mancano poco meno di 50 secondi, 45 per l'esattezza. Aspettiamo soltanto il duplice fischio e poi sarà festa del Real San Piero. Dani, lo scambio con Felipe Silva che torna ancora da Dani, che trasta in possesso della palla per Felipe Silva, il contropiede del Real San Piero con Alberto Rancan per Filippo che trova il gol del 7-0 che mette il sigillo definitivo ad una prestazione spettacolare della formazione di mister Andrea Fracca. Se prima era stato Autoretto, adesso il gol è tutto del numero 14 Filippo Rancan, che firma l'eloquente 7-0 che chiude la partita, il triplice fischio, la festa del Real San Piero. Togliamo per qualche istante l'audio e andiamo a bordo campo per le premiazioni con il Real San Piero che conquista il campionato di Serie A. Endas, Vicenza. Serve in questo momento dare ringraziamento all'onorevole di Giambattista per le immagini, i replay, fantastica giornata per Lodi. Adesso tocca alle premiazioni.
Endas di Vicenza. Procederemo con le premiazioni dei miglior marcatori. Allora voglio chiamare qui nel mezzo al campo Igor Dobrosajevic del Real Mantovano, Christian Turkulovic del Serbia United, Samuele Ceschi del Lusiana Futsal Club e Daniel Lorenzato del Velo Calcio a 5, i migliori marcatori, i migliori capocannonieri. Dobrosajevic, Turkulovic, Ceschi e Lorenzato. Fate sentire un grande applauso per i bomber di questa stagione. E ricordate che gli applausi sono gli unici che non hanno ancora i dazi di Trump, quindi potete farli anche vigorosi. Allora ripeto, vorrei qui i capocannonieri. Adesso mi sentite? Perché non mi hanno sentito. Allora, ho chiamato Igor Dobrosajevic. Igor, vai lì in mezzo al campo, bravo, con i tuoi bambini. Poi vorrei anche in mezzo al campo Christian Turkulovic del Serbia United. C'è Christian 1, Christian 2, Christian 3, perfetto, va via. Samuele Ceschi del Lusiana Futsal Club e Daniel Lorenzato del Velo Calcio a 5, questi sono i migliori marcatori del torneo Endas di Serie A, a cui va ancora un grande applauso. Foto di rito, un applauso anche a Monica, fotografa per la serata. Questi erano i migliori marcatori. Adesso verranno invece premiate le due società che hanno vinto i gironi A e B della Serie B. Un grande applauso per Serbia United e Velo Calcio a 5. Non vedo, l'unica premiazione che non vedo niente, cioè il secondo T, ma Michele hai già premiato Serbia e Velo? Li hai premiati? Li hai premiati quelli del Serbia e del Velo? Perfetto. E adesso chiamiamo nuovamente il capitano Igor Dobrosajevic che riceve il premio per il Real Mantovano che ha conquistato la regular season. Un applauso a Igor del Real Mantovano. Igor, sei tu, Dobrosajevic, devi andare a prendere la coppa perché hai vinto la regular season. Cioè, non so scrivere il tuo nome, ma lo so ancora pronunciare però, Un applauso ovviamente, si foto di ricordo con tutta la squadra di mister Tiziano Marcolongo, che ha vinto la regular season conquistando 38 punti. Adesso invece entriamo nel vivo di quella che è stata la pomeriggio e serata del Padacollodi, andando a chiamare la quarta squadra classificata. Allora facciamo un grande applauso ai ragazzi della Compagnia Mano, quarta squadra classificata in questa kermesse al Padacollodi. Hanno perso
ai rigori la finale per il terzo e quarto posto, una sfida vincente che li vedeva perdere 2-1 fino ai secondi finali. Ancora complimenti ai ragazzi della compagnia Malo, in bocca al lupo per la prossima stagione. E adesso facciamo il primo passo sul podio e chiamiamo al centro del campo la formazione terza classificata, il Vicenza, con il portierone Federico Scambi che ha parato anche un calcio di rigore. Una sfida terminata appunto con la lotteria dal dischetto che ha premiato la formazione del Vicenza di mister Diego Tessari. Ancora complimenti ai vicentini. Bravo, bravo Vicenza. Allora, prima di procedere con la premiazione ovviamente delle due finaliste, chiamiamo, e parlo lentamente, le formazioni che hanno conquistato il girone A e B della Serie B. Chiamiamo al centro del campo il Serbia United. Adesso mi hanno sentito, Michele? Agora dar mangiare a quella moglie che si sa là che la mi aspetta. E chiamiamo anche l'altra squadra che ha vinto il Velo Calcio a 5. Per non sbagliare, Michele, darei tutte e due le coppe al Velo che le porti a casa, che fa bacheca. E adesso andiamo a chiamare la seconda squadra classificata. Ha vinto il regular season, ma oggi non aveva nulla che poter fare contro chi ha vinto. Fate un grande applauso per il Real Mantovano. Allenati dal tecnico Tiziano Marcolongo, sono scesi in campo Farinon, Dani, Tessaro, Aidari, De Grossoli, Bicego, Felipe Silva, Pangallo, Dobrosajevi, Lusciacu e Fracasso. Secondo posto finale per il Real Mantovano. Comunicazioni di servizio, c'è da spostare una Ferrari, devo un attimo uscire, torno subito. C'è già l'oro dei tifosi del San Piero, squillino il trombe per la squadra vincitrice della Serie A 2024-2025, San Piero! Con il tecnico Davide Fracca, oggi a conquistare la medaglia d'oro, Francesco Tezza il capitano, Alberto Rancan, Matteo Lovato, Andrea Griso,
medaglia d'oro meritata per giocatori e staff del Real San Piero, e lì la coppa che tra poco verrà alzata dal capitano Francesco Tezza, con pronta anche la colonna sonora. Sulle note di World Champion dei